Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Omicidio nel caso Lare, a Palermo dubbi sulla versione del sedicenne reo confesso, gli investigatori non credono al delitto di impeto e indagano per omicidio volontario. Ucciso a colpi di pistola in faccia al CEP di Palermo, la pista privilegiata è quella del regolamento di conti nel mondo della droga. A Palermo torna in azione la banda dei Kalashnikov, sventagliata di colpi contro una macelleria e una pizzeria allo Zen. Si è spento il sindaco, ma è una minaccia. Trovato al cimitero di Cala Monaci un manifesto funerario contro il primo cittadino nel mirino da anni. Telefonate insistenti e pratiche scorrette, come difendersi dal telemarketing selvaggio, nostra inchiesta dalla parte dei cittadini contro le trappole di truffe e bollette stratosferiche. A Riposto inaugurata la casa Fratel Leonardo, pertinenza della tenda di San Camillo. La struttura è destinata all'accoglienza di persone affette da HIV. Calcio, dopo la sconfitta di Venezia, il Palermo domani tornerà ad allenarsi in vista dei play-off. Si chiude per il Catania il ritiro di Veronello, oggi partitella in famiglia. In campo anche Allegretto, Casasola, Donnarumma e Miceli. Bentrovati, non un delitto di impeto ma un omicidio volontario. A Palermo gli investigatori non credono all'aggressione sessuale come movente dell'omicidio di Pietro De Luca. A convincerli ulteriormente sarebbero state le analisi sull'arma del delitto. Maglio Viola. Non un omicidio di impeto, ma volontario, e non c'è dimostrazione alcuna dell'aggressione sessuale raccontata dal sedicenne reo confesso del delitto. Crescono i dubbi degli inquirenti sul movente dell'omicidio di Pietro De Luca, infermiere in pensione di 69 anni, ucciso nella sua casa di via Buonpensiero nel quartiere Villaggio Santa Rosalia a Palermo. A insinuare questi ulteriori dubbi sulla versione fornita dal giovane, attualmente ristretto nel carcere del Malaspina di Palermo, gli accertamenti sull'arma del delitto, un tubo metallico con il quale il ragazzo avrebbe fracassato il cranio della vittima. Il minore dice di averlo trovato sul posto, ma secondo gli investigatori invece lo portava con sé. L'assassino reo confesso poi ha parlato di 3 colpi, ma secondo i primi accertamenti invece avrebbe infierito sull'uomo più volte, anche quando era già a terra. Resta poi il buco di almeno 12 ore nel racconto. Pietro De Luca sarebbe morto venerdì mattina e il suo assassino racconta di essere rimasto col cadavere tutto il giorno prima di consegnarsi alla squadra mobile e confessare solo a mezzanotte, ma in quel lasso di tempo dal telefono della vittima ormai morta sono partiti SMS all'indirizzo della moglie. Tanti passaggi da chiarire che messi insieme formano un piccolo mistero intorno al movente che non sembra essere assolutamente l'aggressione sessuale raccontata dal minore. L'omicidio al CEP di Palermo, la pista privilegiata agli investigatori è quella del regolamento di conti nel mondo della droga. Placido Barrile, di 34 anni e pregiudicato, è stato freddato con 5 colpi di pistola. Marco Gullà. Placido Barrile potrebbe essere stato ucciso per un regolamento di conti nel mondo dello spaccio della droga. È la pista al momento privilegiata che seguono gli investigatori sull'omicidio del 34enne palermitano freddato con 5 colpi di pistola ieri al CEP. I carabinieri del reparto operativo hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire quanto successo. Barrile, che aveva precedenti per rapine e spaccio di droga, è stato freddato con 5 colpi d'arma da fuoco al viso e alla testa. Un'esecuzione che non gli ha lasciato scampo. Durante la notte sono stati interrogati i familiari della vittima, che vediamo in queste immagini, in lacrime sul luogo del delitto. I primi a precipitarsi nella zona sono stati, oltre ai parenti, anche gli amici di Lino Celesia, il giovane ucciso fuori dalla discoteca NOC 3 di via Pasquale Calvi la notte del 21 dicembre del 2023. I due erano infatti amici. Gli investigatori lavorano anche sul possibile collegamento tra l'omicidio dell'uomo e la sparatoria avvenuta in questi giorni, prima in via Don Minzoni e poi in via Montalbo, dove sono rimasti feriti Danilo Dignoti, il bersaglio dei killer, e una donna per errore. E sempre a Palermo le forze dell'ordine stanno indagando su 2 omicidi avvenuti nel giro di 48 ore. Intanto si continua a sparare, c'è stata una nuova intimidazione contro 2 locali del quartiere Zen. Maglio Viola.
Da Sferracavallo allo Zen, due quartieri diversi, una borgata marinara il primo, un quartiere dormitorio di case popolari il secondo, eppure entrambi ricadono dentro il medesimo mandamento mafioso, quello di Resuttana San Lorenzo, una circostanza da non sottovalutare. È proprio qui che i giovani di Cosa Nostra stanno imponendo il proprio predominio, ne sono convinti gli inquirenti e la notte di fuoco appena passata ne darebbe l'ennesima conferma. Ancora un mitra sovietico in azione, ancora una sventagliata di colpi di Kalashnikov, stavolta contro una macelleria e una pizzeria del quartiere Zen. L'intimidazione è avvenuta in piena notte in via Luigi Einaudi. È una sequenza infinita quella delle intimidazioni, iniziata a novembre scorso con le bottiglie incendiarie lasciate in 5 locali di Sferracavallo e continuata con colpi di mitra contro attività commerciali. Gli inquirenti hanno il video della sparatoria del 9 aprile contro un'auto rimessa di Tommaso Natale. Adesso stanno cercando le immagini anche della sparatoria di stanotte. La pista è quella del racket. Le armi usate invece riportano alla leggenda dell'arsenale segreto mai rinvenuto della famiglia Lo Piccolo. E adesso si muove anche la politica. Per gli esponenti di Fratelli d'Italia la situazione è inaccettabile e serve uno Stato che sia percepito come presente, mentre i 5 Stelle hanno chiesto al prefetto un posto di polizia aggiuntivo a Sferracavallo. Tentativi di riportare il sereno nella comunità della zona nord della città di Palermo che si sente sotto assedio. E si torna a sparare anche a Catania. Un uomo di origine tunisina è rimasto ferito alla gamba in via Zolfatai, la zona della Movida, vicino alla stazione. La lite all'interno di un locale fra un gruppo di ragazzi italiani e uno di stranieri. La discussione è continuata poi in strada, dove qualcuno ha tirato fuori una pistola e ha sparato un colpo. Il proiettile ha raggiunto la coscia dello straniero che l'ha ferito, per fortuna, in maniera lieve. Un collaboratore di giustizia ha raccontato di aver visto Matteo Messina Denaro nel 2006 a Verona, dove il boss si sarebbe recato per fare affari con l'energia elettrica prodotta dalle pale eoliche e chiedere sponde politiche. Ancora minacce contro il sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli. L'ultimo episodio è inquietante. Davanti al cimitero comunale è comparso un manifesto funebre con la foto del primo cittadino e l'annuncio della sua morte. Stanno indagando i carabinieri. Sentiamo Davide Sardo. Nuova intimidazione contro il sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli. Questa volta la minaccia è ancora più pesante. Stamattina un operatore ecologico ha rinvenuto, davanti all'area cimiteriale del paese, un necrologio con il nome del primo cittadino e la falsa notizia della sua morte. Sul manifesto comparivano la foto del sindaco e la scritta «Si è spento a 58 anni il signor Pino Spinelli», seguita dalla formula tipica degli annunci funebri, con il riferimento alla giunta comunale e ai familiari che ne fanno il triste annuncio. Spinelli ha denunciato tutto ai carabinieri. I militari hanno sequestrato il manifesto e proseguono le indagini sulla lunga serie di episodi intimidatori che, ormai da anni, prendono di mira il sindaco del piccolo centro agrigentino. Negli ultimi 4 anni il primo cittadino ha già ricevuto 5 lettere contenenti minacce di morte e diversi messaggi intimidatori. Solo negli ultimi giorni si sono registrati nuovi atti minacciosi che hanno riacceso tensione e preoccupazione in paese. Eletto nel 2018 e riconfermato nel 2023, Spinelli ha più volte ribadito di non voler arretrare di fronte alle intimidazioni e di sentire vicina la presenza dello Stato. Ma chi agisce nell'ombra sembra voler alzare ancora il livello dello scontro con messaggi sempre più espliciti e inquietanti. Da Calamonaci intanto arriva una forte presa di posizione da parte dei cittadini. Minacciare un sindaco, dicono, significa colpire tutta la comunità onesta. Solidarietà anche da amministratori e istituzioni del territorio, mentre resta massima la fiducia nel lavoro dei carabinieri impegnati a risalire agli autori delle intimidazioni. Un motociclista 48enne, Domenico Smeraglia di Ribera, in provincia di Agrigento, è morto in un incidente stradale nel quartiere balneare di Seccagrande. L'impatto fra la moto di grossa cilindrata e un'auto si è verificata sul lungomare. I sanitari dell'elisoccorso del 118 di Caltanissetta non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ed è stato trasferito con l'elisoccorso del 118 all'ospedale di Gristina di Palermo il bambino di 10 anni di Porto Empedocle, rimasto gravemente ferito dopo essere caduto al primo piano della palazzina dove vive la nonna ad Agrigento. I medici dell'ospedale Santeria di Caltanissetta, dove il bambino è arrivato subito dopo i primi soccorsi, hanno diagnosticato fratture vertebrali e contusioni polmonari, un quadro clinico grave che ha imposto il trasferimento. Il bimbo è precipitato al balcone intorno alle
11:30 di questa mattina. 2 poni costretti a trainare i calessi per una corsa clandestina. La segnalazione alla polizia è arrivata da una donna che li ha visti passare nella zona del cimitero di Catania. L'equipaggio della polizia è intervenuto, ha bloccato i calessi e anche alcuni degli scooter che facevano da seguito, uno dei quali senza assicurazione e in stato di fermo amministrativo. Scoperte anche 2 stalle abusive nel quartiere San Cristoforo. I 2 poni privi di microchip sono stati trasferiti in un'azienda autorizzata e sono state elevate anche sanzioni per 11.000 euro. E adesso parliamo di truffe. Telefonate sempre più insistenti e pratiche scorrette. Come difendersi dal marketing selvaggio e dalle insidie che si nascondono dietro le proposte commerciali per le utenze del mercato libero? Utenti raggirati alle prese con nuovi contratti e bollette stratosferiche. Ne ha parlato con un esperto, Emanuela Corsi. Il mondo del telemarketing non conosce più limiti e regole. Le telefonate insistenti che riceviamo ogni giorno non solo sono moleste, ma sempre più spesso nascondono delle insidie. La prassi è questa: un operatore, in possesso di tutti i dati del cliente, si spaccia per il suo gestore ed invece propone un cambio con un altro. Da un lato l'aggressività delle modalità, dall'altro l'ingannevolezza. E sono entrambe delle pratiche in base alle quali il consumatore viene indotto a effettuare una scelta di natura commerciale che altrimenti non avrebbe mai compiuto. Sono sempre più frequenti i casi di operatori scorretti che mettono in piedi dei veri e propri raggiri. Nella telefonata informano il cliente che ci sarà un disservizio nella fornitura di energia elettrica, gas o internet, ma che loro stessi provvederanno a risolvere il problema appoggiandosi solo per pochi giorni ad un altro gestore. E propongono anche un risarcimento di 70 euro. In realtà, una volta estorto il consenso, l'utente ha firmato un contratto con un altro gestore. Attenzione, il cittadino può contestare sia le modalità del tutto illegittime di stipulazione del contratto, sia il merito delle pretese economiche dei costi che sono contenuti nella fattura. Quello che vi mostriamo è soltanto un esempio di una bolletta emessa da un gestore del mercato libero per la fornitura di energia elettrica che attraverso una pratica scorretta ha stipulato un contratto con un ignaro utente che si è ritrovato poi a pagare una cifra esorbitante. Questo è l'importo, 178,82 euro per il mese di febbraio 2026. Andiamo a vedere la bolletta. Il consumo è di 64,49 euro, la quota fissa 81,73 euro, alla quale si aggiunge pure l'IVA. Il cittadino potrebbe anche da solo fare una segnalazione all'antitrust dicendo: mi è successo questo, ti chiedo di sanzionare questa società che mi ha messo in atto questo tipo di comportamenti. Bene, adesso una pausa, tra poco. A Riposto è stata inaugurata la casa Fratel Leonardo, pertinenza della tenda di San Camillo, interessata anni fa da un incendio. La struttura è destinata all'accoglienza di persone affette da HIV. A benedire la nuova casa il vescovo di Acireale Raspanti. Orazio Longo. La struttura è destinata all'accoglienza di persone affette da HIV. È tornata pienamente operativa dopo un importante intervento di riqualificazione la casa Fratel Leonardo, pertinenza della comunità di accoglienza Tenda di San Camillo, a Riposto nel Catanese. A benedire la nuova casa il vescovo di Acireale Raspanti. Si rimette in moto questo luogo che è dedicato nella nuova casa a Fratel Leonardo. Questo dà la possibilità a tutti di avere più speranza, più contatto con chi veramente soffre, ma contemporaneamente noi acquisiamo il senso del limite, il senso della fraternità, la costruzione della pace. I lavori di ristrutturazione sono stati finanziati per il 70% con i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica e per la restante parte grazie a donazioni. Gli interventi hanno permesso di realizzare 13 posti letto, oltre ad ampi spazi comuni. Nel 2020 la casa era stata data alle fiamme mentre Fra Leonardo Grasso perdeva la vita, ucciso da un ospite della struttura. Può inaugurare la Tenda San Camillo dopo 5 anni e mezzo di chiusura, dopo l'uccisione di Fratel Leonardo. La presenza della comunità camilliana da Acireale risale al 1700, fondata nel 1993, la Tenda di San Camillo rappresenta da oltre 30 anni un punto di riferimento per il territorio.
E adesso vi mostriamo la Camera della Musica, un progetto del Conservatorio di Catania nei locali della ex discoteca sequestrata alla mafia. Vediamo. Un'installazione immersiva che restituisce all'ascolto la musica dei maestri dell'Ottocento siciliano attraverso le nuove frontiere dell'elettroacustica. È il traguardo finale del programma 3P in 4D del Conservatorio di Catania, con l'inaugurazione della Camera della Musica, ospitata nella sede della Casa della Musica in via Zolfatai a Catania, nell'edificio un tempo ex discoteca sequestrata alla mafia. Una iniziativa che trova il suo fondamento nel progetto Music 4D, che si afferma come un hub di innovazione per l'intera filiera creativa, ma anche come opportunità didattica. La valenza didattica è enorme, noi possiamo veramente ascoltare la musica da camera, i professionisti, cioè gli studenti dei conservatori, possono ascoltarla così come è stata prodotta, con quelle relazioni di spazio, di profondità del suono che altrimenti non avremmo. Il nucleo tecnologico della Camera della Musica risiede nella tecnica di Riccardo Samperi, un modello di ripresa e missaggio basato sui principi della fisica acustica e della riproduzione ad altissima definizione, permettendo così di localizzare fedelmente gli interpreti nello spazio a 360 gradi. Il senso della Camera della Musica è dare la possibilità dal punto di vista psicofisico di vivere un momento reale in una condizione virtuale. I contenuti digitali dell'installazione propongono le interpretazioni di ensemble d'archi del Conservatorio Catanese dedicate a musicisti conterranei come Giovanni Pacini, Salvatore Pappalardo e Pietro Platania. Domenica all'insegna della Corri Catania, in 20.000 alla corsa camminata nel centro storico della città, tra i partecipanti intere famiglie ed anche i loro amici a quattro zampe. Tonino De Mana. Bambini, anziani, intere famiglie, sportivi con cani al seguito. Qui l'importante non è vincere ma è partecipare. Oltre 20.000 persone hanno preso parte alla 18ª edizione della Corri Catania, la tradizionale corsa camminata trasformata in una festa collettiva nel nome dello sport, del divertimento e dell'impegno sociale. L'inno di Mameli prima dello start, ai nastri di partenza in via Etnea, il sindaco Tarantino, il suo vice Pesce, la Marina Militare e l'esercito dei partecipanti. 5 chilometri di circuito cittadino ed arrivo in Piazza Duomo. Sì, ce l'abbiamo fatta, è stata dura quest'anno. La bombola d'ossigeno dove l'ha lasciata? A casa. Credo di essere stato il primo dell'Arnas Garibaldi ad essere arrivato, non vedo nessun altro. Quest'anno è inferiore il percorso come chilometraggio. Meglio? No. Ne vuole fare di più? Sì. E poi faccio un altro giro. Ora la faccio. Dall'Argentina al Perù è un evento che non conosce confini. Sono argentino ma abito a Messina. Ma fai la Corri Catania o la Corri Buenos Aires? Ho fatto la Corri Buenos Aires e anche qua la Corri Catania. Da dove vieni? De Perù. È benissima la sensazione, questo appuntamento che abbiamo fatto, è tutto a posto. È stata una bella esperienza e anche una bella soddisfazione. In generale è stata una bella esperienza. L'entusiasmo dei giovani e la pazienza dei papà. Oggi è la festa della mamma, quindi io mi riposo e le fatiche sono del papà. Ho corso così, ma soprattutto lui mi superava, non riuscivo a starci dietro. Papà con la sorellina addosso, ma così ti piace vincere facile a te? Troppo facile vincere per me. Ma chi è più stanco, tu o il papà? Papà. Devo dire che i giovani hanno vinto. In gara anche i quattro zampe. E alla lingua di fuori come il cane. Peggio. Vediamo la lingua di fuori. Per riprendersi dalle fatiche è d'obbligo un arancino. E quindi adesso ci ricarichiamo. Adesso una breve pausa e poi il calcio, parleremo del Palermo ma anche del Catania. A tra poco. Eccoci al calcio, da domani il Palermo tornerà ad allenarsi in vista dei play-off. La sconfitta di Venezia è già stata archiviata. Domani al Barbera, sedute a porte aperte per i tifosi. Marco Gullà. Martedì sera il Palermo conoscerà il suo avversario per la doppia semifinale play-off. Catanzaro e Avellino si sfideranno in gara secca. La formazione irpina, se vorrà passare il turno, dovrà necessariamente vincere. Il Palermo attende e da domani riaccenderà i motori dopo la sconfitta di Venezia. La gara d'andata dei play-off è in programma domenica sera alle 20, fuori casa. La domenica si parte un mini campionato e noi sappiamo dove vogliamo arrivare. A Venezia il Palermo ha perso, ma non ha comunque giocato male. Nel primo tempo ben 2 pali colpiti e altrettante occasioni mancate sotto porta. Ai playoff Inzaghi potrà contare anche su Vasic, trequartista che ha giocato poco ma che è pronto a dare il suo contributo anche a gare in corso. Noi siamo consapevoli di quello che ci aspetta.
una partita alla volta e ce la metteremo tutta per vincere. Domani al Barbera allenamento a porte aperte. I cancelli dello stadio apriranno alle ore 17, mentre la seduta di allenamento prenderà il via alle 18. I tifosi potranno seguire la sessione dalla curva nord, unico settore aperto per l'occasione. Il Catania è stato impegnato questa mattina in un test in famiglia. Obiettivo: migliorare la condizione dei giocatori reduci da acciacchi e infortuni. In gol Caturano. Da registrare l'utilizzo di Donnarumma, Casasola, Miceli e Allegretto. Sentiamo Marco Carli. Dare minuti a chi aveva bisogno di accumularne e a buona parte dei giocatori che avevano saltato l'amichevole con l'Inter Under 23 è stato l'obiettivo per il Catania del test in famiglia di oggi a Veronello. 1-0 il punteggio finale con gol di Caturano. Hanno disputato parte del test Donnarumma, Casasola, Miceli e Allegretto. Giovedì possibile amichevole al Massimino. Il ritiro si esaurirà nella giornata di lunedì, poi rientro in sede la ripresa degli allenamenti in vista del secondo turno della fase nazionale dei playoff, andata il 17 maggio, ritorno il 20. Il sorteggio del 14 definirà l'avversaria del Catania che, essendo testa di serie, giocherà in casa la sfida di ritorno e passerà il turno nel caso di complessivo risultato di parità, niente supplementari e rigori. Intanto finisce 1-1 il primo atto della finale playoff del campionato Primavera 3 fra Catania e Latina, Anesima Laziale in vantaggio dopo 4 minuti con Betti. I ragazzi allenati da Marco Biaggianti creano numerose occasioni da rete e pareggiano con Alessandro Coriolano che trasforma in rigore e poi rende omaggio a Orazio Russo. Sabato 16 maggio con inizio alle ore 15 allo stadio Francioni, il match decisivo. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.